Anche quest'anno si presenta il calendario 2020 di Agrigento, un calendario particolarmente curato. Sì, siamo al sesto anno, stiamo proponendo questa iniziativa che viene molto apprezzata, che riguarda la riproposizione di alcuni temi e tratti della città che forse oggi non sono più presenti o comunque non sono più evidenti come una volta, perché notiamo che questo può essere un veicolo a Natale, in un momento di serenità, di unione fra persone di varie generazioni, per stimolare la memoria storico-orale che spesso riesce a rinforzare l'amore e l'apprezzamento per il proprio territorio e stimolare quello che può essere considerato un incentivo al senso civico, al protagonismo civico, all'interessamento maggiore per quelle tematiche che spesso vengono rilevate come delle criticità per quanto riguarda il tessuto sociale, economico e politico del nostro territorio. Ecco, ci saranno sviluppi? Sì, quest'anno speriamo di poter partire celermente e di realizzare in poco tempo un plastico, perché vorremmo dare una dimensione materiale, tangibile a questo progetto, realizzando un plastico in scala degli anni 30 che noi in questa fase embrionale progettuale chiamiamo Urban, una terrazza sulla Valle dei Templi. Si tratta in pratica di riproporre in scala lo stato della collina negli anni 30, in modo tale da poter anche dare un luogo fisico di appartenenza a questo lavoro che abbiamo sviluppato in questi anni, e speriamo anche di poter attirare l'interesse delle istituzioni in modo tale che questo progetto non rimanga limitato all'interno del perimetro della galleria che stiamo utilizzando, che sarebbe lo spazio espositivo al Villaggio Peruzzo, dove 3 anni fa abbiamo realizzato una mostra fotografica per il cinquantenario della frana del 66, e quindi di poter individuare una location più ampia, più rappresentativa, posta in una posizione magari più aperta al pubblico, dove poter consolidare questi concetti che abbiamo acquisito, le esperienze che abbiamo fatto in questi anni.